Sindaco Miatto, un anno dal suo insediamento qui nella città di Vittorio Veneto, un anno impegnativo, tante partite da affrontare, l'ultima, la più impegnativa, quella dell'emergenza coronavirus. Prima di tutto, che voto si dà a lei e soprattutto si aspettava un anno così duro? Che voto mi darei? Ma difficile da dire. In genere io mi darei sempre voti insufficienti perché non sono mai contento di quello che riesco a fare. Comunque è anche giusto premiare coloro che hanno lavorato e hanno portato a casa grandi risultati già nella prima annualità. Direi che i servizi sociali del mio comune si sono particolarmente distinti. Direi che i lavori pubblici di ripristino nella città di uno stato di cura che era scomparso stanno dando i loro frutti. Continuiamo a farlo e negli anni conto che la città diventi sempre migliore. Ai miei servizi sociali rinnovo anche in questo momento il ringraziamento per l'abnegazione e il grande lavoro fatto, assieme a tutti gli altri uffici che, corti di personale ancora di più in questa fase, si stanno dando da fare veramente in modo encomiabile. Il voto che mi darei personalmente, forse l'avrei preso anche tu a scuola, l'inclassificabile, era brutto riceverlo, ma comunque io giustifico questo mio voto perché nell'approccio che sto dando assieme alla mia amministrazione non è che mi accontenti mai di mettere tamponi sui problemi, ma ogni singola voce la andiamo a sviscerare per rigenerarla e far sì che i nuovi metodi che instauriamo siano durevoli nel tempo e adeguati ai tempi. Faccio un esempio tra i più banali: dai cimiteri disastrati che abbiamo trovato, abbiamo fatto un piano generale per cui oggi fuori dei nostri cimiteri ci sono le date di numerosi interventi di sfalcio, di trattamenti per le zanzare, di recupero delle tombe dismesse in modo da generare nuove potenzialità che altrimenti bisognerebbe pensare sempre e solo ad ampliare, cosa che non è indispensabile. La scadenza dei 40 anni dal 1975 che erano scaduti, cioè che erano iniziati le concessioni quarantennali scadute già 5 anni fa e abbandonate, per cui la gente nemmeno sa di avere queste scadenze già da tempo, e quindi un riordino generale comporta tempi di organizzazione per cui non è che dalla sera alla mattina ci si possa rimediare. Abbiamo trovato molta incuria, per cui un altro esempio banale: tutte le o gran parte delle convenzioni in essere con associazioni varie, eccetera, sono tutte scadute e quindi non mi accontento di farne uno alla volta, magari con metodi diversi uno dall'altro, ma stiamo rifondando il sistema con qualcosa che poi duri nel tempo e sia più saldo. Abbiamo trovato le ferrovie, ci avevano fatto trovare una pattuizione già sottoscritta per chiudere un troppo importante passaggio a livello. Abbiamo trovato un'ANAS che aveva cambiato il punto di uscita del traforo senza pensare alle conseguenze. Abbiamo trovato un problema vigneto irrisolto. Abbiamo trovato una pattuizione vecchia di molti anni con l'Agenzia del Demanio e i militari. Sono tutti capitoli che li abbiamo affrontati parallelamente, li stiamo portando avanti tutti, però a un anno di distanza i tempi della burocrazia sono talmente dilatati per cui la soddisfazione di chiudere le partite non è che arrivi dall'oggi al domani, però contiamo a breve di vedere poi l'effetto di questo nostro approccio, diciamo così, ai problemi. Per cui al momento ritengo che il voto giusto sia inclassificabile. Vedremo in Allora, lei è futuro che... stato molto severo con se stesso, ma l'opposizione non è stata da meno, soprattutto per l'emergenza coronavirus. Hanno detto l'amministrazione del sindaco Miatto poteva fare qualcosa in più. Ecco, lei che cosa risponde? No, forse l'opposizione, che fa giustamente il suo lavoro, fa notare che l'amministrazione Miato poteva fare qualcosa prima. Ecco. E anche questo nostro approccio ricalca quelli che le dicevo prima, ovvero sia è troppo facile dire fare un sacrificio, determinare una certa quota di denaro
dedicabile al tema, suddividerlo per i soggetti che sono stati più o meno danneggiati dal Covid e cavarsela splendidamente in poco tempo. Ecco, noi invece anche questo non abbiamo voluto farlo, abbiamo voluto aspettare di rifare i nostri conti, arricchire di ogni minima possibilità il tesoretto destinabile. Abbiamo fatto un lavoro particolarmente difficile, ma l'abbiamo già concluso, cioè abbiamo determinato attraverso i codici Ateco le attività che effettivamente sono state danneggiate, scoprendo che Vittorio Veneto ne ha più di 600. Quindi tesoretto, hai un bel aumentarlo per poi dividerlo per 600. Non ci accontentiamo di dividerlo per 600, ma di usarlo con diverse modalità, stile Treviso, utilizzando altri pacchetti di finanziamenti messi a disposizione, quelli famosi detti di 25.000 che 25.000 non sono, coprendo magari le spese degli interessi a totale carico nostro, mettendo in piedi modalità per non disperdere le novità generate da Covid. Prima nessuno passava al ristorante a portare a casa la cena o farsela portare a casa o usufruire di prodotti locali, eccetera. Vogliamo consolidare questo attraverso delle metodologie online che metteremo a disposizione di artigiani e commercianti, e anche altri interventi tutti finalizzati a favorire il lavoro delle categorie più colpite dal coronavirus. Questo comporta il fatto che i tempi si sono dilatati un pochettino, ma si parla di settimane, ma per far meglio, per far di più e meglio. La semplice distribuzione immediata di qualche centinaio di euro credo sarebbe stata peggiore come soluzione. Anche questo è un tipo di soluzione che vorrei dire tipica di questa amministrazione, che magari ci mette un po' di più, ma per far meglio. Per fare meglio. Quindi lei si immagina sicuramente la partita del Covid, l'emergenza economica che si è creata, sarà uno degli aspetti principali da affrontare. Per quanto riguarda invece il ritorno graduale alla normalità, gli eventi della sua Vittorio Veneto, in particolare quest'estate, che cosa vuole dire ai suoi cittadini anche in conclusione di intervista? Che gli eventi più importanti, che sono stati anche analizzati, sì, compresa Sant'Augusta, ma molti altri, il concorso corale per esempio, la città del Fiore e molte altre attività, molti altri eventi ormai tipici e tradizionali, non è stato possibile programmarli perché ciascuno di questi comporta anche molte spese per le associazioni, per i soggetti che li organizzano, che comportano appunto spese preventivamente su un qualcosa di alquanto incerto. Abbiamo mantenuto, mi pare, al momento solo le rive divine, perché concede per la sua tipologia anche il distanziamento sociale e l'uso delle mascherine e di altre metodiche che lasciano in sicurezza, ecco, i partecipanti, ma al di là di quello nulla lascia presumere che si potranno fare quest'estate. Il concorso di violino che era stato abbandonato qualche anno fa, noi l'abbiamo fatto rinascere con un tono molto più pregnante perché internazionale, con la partecipazione fra i giurati e tra gli organizzatori dei migliori nomi anche europei dell'arte, e quello non ce la siamo sentiti di annullarlo. Abbiamo provato a spostarlo in avanti tra fine novembre e i primi di dicembre, sperando di poterlo svolgere, ecco, con la tranquillità necessaria. Lei mi ha dato l'assist, il teatro da ponte invece? Il teatro da ponte agli inizi, essendo scaduta la pattuizione con la fine di febbraio, l'abbiamo presa in mano, abbiamo discusso con Fondazione, con diversi punti di vista, le giuste pretese di Fondazione, visto il capitale che ci mettono a disposizione, sarebbero stati inarrivabili con noi, però Fondazione è al fianco delle amministrazioni, la interlocuzione non è terminata e contiamo anche di arrivare a una composizione finale che permetta di poter utilizzare
quel bello strumento che abbiamo in città. E quindi che cosa dice ai vittoriesi per quest'estate, per i prossimi mesi, in chiusura a pochi secondi? Assieme a loro io mi auguro di poter togliere queste mascherine, tranquillizzare gli animi e riprendere la nostra vita di prima, arricchiti però di un'esperienza che ci ha messo di fronte a concetti importanti della vita come la morte, l'incertezza e l'impegno continuo che quotidianamente tutti vale la pena che utilizziamo per vivere meglio assieme. A lei ha dato il non classificabile e ai suoi assessori? Ai miei assessori do 10, perché li vedo estremamente impegnati, ciascuno nel proprio campo. Ne ho uno di sofferente, che è l'Antonella Uliana, perché il campo della cultura, come i barbieri, è stato particolarmente colpito. Però lo stesso Antonella si sta dando da fare per predisporre quello che sarà il poi. Certamente sì.